Campomarzo, noi di Rete Veneta torniamo nel fulcro della droga e dell'alcol a Vicenza. Questa volta c'è la polizia locale che mette a segno un blitz contro gli spacciatori che infestano il parco. Spesso i pusher nascondono la marijuana in involucri di cellophane occultati nei cespugli e pronti per essere venduti. La pattuglia antidegrado ha individuato e recuperato un involucro di plastica bianca di circa 6 cm, divisa in 7 confezioni in un buco nel prato, mentre a poche ore di distanza gli investigatori in borghese hanno sorpreso un 26enne africano, senza fissa dimora, accucciato vicino a uno dei vialetti pedonali, dove gli agenti hanno trovato sottoterra un altro involucro di plastica azzurra ricoperto di cellophane trasparente con 13 grammi di marijuana. Il giovane immigrato è stato denunciato, la polizia gli ha trovato addosso una mazzetta di soldi per un totale di 100 euro ritenuta provento di spaccio. Assieme al pusher sono state identificate altre 6 persone, tutte africane, sanzionate perché consumavano bevande alcoliche sulle panchine di Campomarzo.